Presidente Serracchiani, con un omaggio ai caduti qui a Ri di Puglia si è concluso il raduno nazionale di Asso Arma. Sì, è stata un'occasione importante per la nostra regione, intanto un riconoscimento ai caduti, ai tanti caduti della Prima Guerra Mondiale proprio oggi all'inizio della stessa e lo abbiamo voluto fare con due eventi che si stanno rivelando molto seguiti e molto importanti anche per le famiglie dei caduti. Intanto la lettura dell'Albo d'Oro e la consegna delle medaglie che vengono date alle famiglie dei caduti che lo richiedono e che è un segnale davvero di grande riconoscimento. Dall'altra oggi il raduno di Asso Arma è stato particolarmente importante perché per la prima volta a rendere omaggio ai caduti erano presenti non solo la delegazione italiana ma anche quella austriaca e quella ungherese e credo che questo sia un segnale estremamente importante soprattutto nel contesto europeo. Come il precedente, che è stato utilizzato nelle riprese cinematografiche del film Il paziente inglese, ai comandi il comandante Nino Catto.